Adesso questo può essere anche la serie del paese, per certi versi può essere un sistema di ordine online, non è particolarmente, già semplicemente per arrivare dall'inserimento dell'ordine a mostrare per esempio da quello che ho fatto a farlo vedere in produzione, dentro ci sono sostanzialmente 5 servizi, 5 microservici, in realtà sono 4 più un line che andiamo a eseguire. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo un client che per non fare sempre la classica applicazione web tipo rispolverato un PDF, era carino farlo. Poi cosa c'ho? Ho questo che è l'API che si relaziona con il client, ok? Quindi questo è il primo microservizio, quello che si relaziona con il client. Poi cosa ho? Ho un command handler, quindi quello che mi scoda l'ordine, poi ho un event handler che è quello che riceve l'evento, si sottoscrive l'evento quando il command handler ha eseguito qualcosa sul dominio, e poi c'ho una quarta servizio che per esempio è la quarta produzione, avete presente da McDonald's che vedete sui display là sopra che arriva l'ordine. Potete pensare che sia questo, un token, su cui arriva la notifica